Eder. Mech. Pallister. La vicenda della tragica morte di Liliana Resinovic si arricchisce di nuovi e inquietanti sviluppi. Le anticipazioni riguardanti la nuova perizia della dottoressa Cristina Cattaneo, rinomata esperta nel campo delle scienze forensi, stanno facendo il giro delle testate giornalistiche, suscitando un notevole clamore per le possibili implicazioni. Secondo indiscrezioni recenti, la perizia della dottoressa Cattaneo potrebbe confermare l'ipotesi di un omicidio, ribaltando così la tesi del suicidio che era stata inizialmente contemplata. Se queste voci fossero confermate, si tratterebbe di una vera e propria svolta nelle indagini. Lily, come era affettuosamente chiamata, potrebbe non essersi tolta la vita volontariamente, ma essere stata vittima di un atto violento premeditato e brutale. Tra i dettagli più scioccanti emersi dalla perizia vi è l'indicazione che Liliana Resinovic sarebbe stata picchiata poco prima di essere soffocata. Le ferite riportate sul suo corpo, in particolare sul volto e sulla colonna vertebrale, precisamente sulla vertebra T2, testimonierebbero un'aggressione fisica avvenuta nascondendo una terribile verità di abusi. Il soffocamento, come suggerisce la perizia, sarebbe stato causato da una persona non ancora identificata. Il termine asfissia suicidiaria è stato utilizzato in un contesto che sembra suggerire l'intervento di una terza persona, piuttosto che un atto di autodistruzione. È pertanto ipotizzato che Liliana sia morta a causa dell'intervento diretto di un soggetto ignoto, la cui identità e motivazioni restano oggetto di indagine. La trama si fa ancor più fitta man mano che vengono alla luce altri dettagli sulla dinamica che hanno portato alla morte di Liliana. Dopo essere stata brutalmente picchiata, privandola delle forze e della possibilità di difendersi, sarebbe stata soffocata in un atto di estrema violenza. Questi elementi confermerebbero crudelmente la teoria di un atto omicida studiato con cura e messo in atto senza scrupoli. Per le autorità e gli investigatori coinvolti, queste rivelazioni costituiscono un crocevia decisivo nelle loro indagini. La nuova prospettiva delineata dalla dottoressa Cattaneo impone una revisione approfondita di tutti i dati raccolti fino ad oggi, con una particolare attenzione agli elementi che potrebbero far luce sul possibile autore di questo crimine. Allo stesso tempo, il pubblico attende con trepidazione ulteriori aggiornamenti sull'andamento delle indagini, mentre amici e familiari di Liliana chiedono con determinazione che sia fatta piena luce su questa tragica vicenda. La storia di Liliana Resinovic ci ricorda una volta di più l'importanza vitale di una giustizia efficace e del ruolo innovativo che le moderne tecniche forensi, guidate da esperti come Cristina Cattaneo, possono avere nel rivelare la verità nascosta dietro alcuni dei crimini più oscuri della nostra società. E un'altra indiscrezione vuole che insieme a Sebastiano, tra i primi attenzionati ci sarebbe un vicino, anzi vicinissimo di casa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.